cose vanno bene, almeno il paese è pacifico, questo è molto importante, è unito anche, e così ciò che viene è portare avanti il progresso. Sì. Prima abbiamo aiutato a costruire una scuola secondaria, il Prince non è bello. Poi abbiamo fatto questa scuola secondaria, abbiamo costruito da nulla. Naturalmente la gente locale hanno contribuito e anche il governo, però anche da Palermo, cioè da Provenzano Veneto, dal comune. Così abbiamo riuscito a costruire questa scuola secondaria qua, che questa è una delle costruzioni che è andata a visitare, perché io sono da Risalà, però sta a Lago Vittorio, qua erano durante le costruzioni, abbiamo costruito anche questo qua. E adesso la scuola funziona bene con i ragazzi qua. In quella scuola secondaria sì, bella soddisfazione. Una classe perché con l'educazione tutto è possibile. Tutto è possibile. C'è una formazione. Sì. Questi sono alcuni degli insegnanti, questi sono alcuni di quelli scolari. E poi c'è una scuola elementare. E questa scuola elementare è interessante perché anche questi due sono venuti a casa mia, l'hanno visto. No? Questa scuola elementare è che il mio nonno che ha dato la terra al villaggio di costruire questa scuola elementare, quando lui era già ottantenne all'inizio degli anni 70. E poi hanno costruito questa scuola qua. Però con il Nino ha cominciato a sfondare, perché avevano costruito con il fango. Mattone però con il fango. Ha cominciato a sfondare. E allora la gente ha cominciato a contribuire e anche il governo ha sostenuto, per esempio, era anche Provenzano Veneto qui ci ha aiutato. Così abbiamo scritto questo, per esempio, invece di questo qua che sfondava, abbiamo costruito questa scuola qua. Sì. E poi questa qua era tutta nuova, completamente fatto, questo è il gruppo di dirigenti là, che era tutta nuova questa qua. Il comitato? Sì, vede, questa qua c'era questa vecchia che sfondava, adesso qua cominciamo ci hanno mandato 6.000 l'anno scorso e abbiamo cominciato a costruire questo qua, che adesso il governo ci ha dato il tetto, abbiamo messo il tetto dal contributo del governo e adesso stanno per finire cose interne là. Sì, questa si vede quella scuola quella vecchia, la con fango. Allora queste scuole. Anche il presidente della Repubblica quando ha visitato la zona è andato anche a visitare questa scuola per lo sforzo che ci faceva. E questo è iniziato con il sindaco Giorgio Mussolini, con una specie di gemellaggio che è stato fatto tra Fonciano e Catone, che l'abbiamo chiamato il patto di solidarietà, dando un po' più di forza a un gemellaggio comune. Beh, anche perché quando uno comincia a dare un aiuto non può poi tirarsi indietro, perché poi lì nascono delle speranze e vorrebbe dire farle morire. È riuscito a portare le macchine da cucina alle donne? Sì. E stavo parlando di questo qua, non faccio vedere foto. Questo progetto delle donne è proprio meraviglioso, perché oltre alle macchine da cucire, dove le ragazze imparano a cucire e hanno cominciato anche a fare quei vestiti bei là, abbiamo dato uno qua per dimostrare. E poi la cosa più interessante, quando hanno avuto denaro, è venuto che è più facile e anche progressivo, piuttosto che dare i soldi, è meglio prestare. Così hanno formato le cooperative, che sono per esempio da 5, 8 fino a 10 persone che si mettono insieme e ognuno ha un progetto speciale, però lo prestano soldi, però bisogna ripagare, così che può aiutare un altro, sono i SACOS. E questo qua proprio ha portato una rivoluzione grande, perché le donne che erano là pensavano che non possono fare niente, adesso vedono che l'altro fa e anche lei deve fare, e come se uno non paga, tutti devono contribuire a pagare. Allora tutti si aiutano, che ognuno deve avere un successo. Altrimenti se fallisce, gli altri devono pagare i suoi debiti. Soprattutto quando c'è un controllo e controllore. E non sapevo che le donne avevano una capacità grande. La donna ha tante capacità. Una volta le dai. No, non ha capacità. Gli uomini sono contenti di questa
non E pensare. gli uomini sono contenti e altri li hanno visto gli uomini, le donne stanno diventando troppo forti, però alla fine, tira il naso. però alla fine adesso sono contenti perché anche le donne adesso Perché di possono... solito la donna fa il lavoro più duro, va, Sì. va a prendere l'acqua di notte quando è Sì, fresco, quello. porta la legna e l'uomo L'uomo fa altre cose. Dovrebbe cacciare. Sì. E adesso con questo La qua- donna che diventa intelligente comincia ad accorgersi che anche l'uomo deve fare questo ed è un pericolo. Ricordo per esempio c'è una famiglia, no? C'era un uomo, aveva un salario abbastanza, e però soffocava la donna, no? E la donna non poteva dire niente, non poteva contribuire, non poteva domandare al marito di portare questo e questo. Quella donna è entrata in questo ciclo, no? E ha avuto un po' di soldi e ha detto all'uomo, io tiro quel soldi, faccio questo. E l'uomo si è visto, mamma mia, cosa faccio adesso? Ah, così l'uomo ha dovuto anche lui parlare con la donna che lo fanno insieme. Adesso hanno costruito una casa. L'uomo ha costruito di più perché ha un lavoro, però è la donna che ha forzato l'uomo di farlo. Perché anche lei aveva la possibilità, aveva qualche cosa in mano. Vuole venire in Tanzania adesso. Adesso organizzeremo un ponte con loro, Sì, sì. giusto? Sì. Ecco Ponzano in Sì, sì. forma. So che era Laura Gracci, Noi siamo già lì. vedi. Guardi che Noi siamo già lì. tutto il servizio. C'è una webcam. No, siamo già lì, nel senso che è il nostro più assiduo visitatore. So che la Laura Gracci perché ha già questo club delle donne, no? Che a volte scambiano gli auguri di Natale, di quello raro, lei vorrebbe andare, non vorrebbe andare da sola. Sarebbe bello per organizzare. Sì, una volta. E lui Decisamente. vive in capitale, che quanti mi pare che ha 5 milioni di abitanti. Sì, 5 milioni di abitanti. Grossa, Dar es 4 milioni di abitanti. 4. E cattolici, cristiani. I cattolici sono circa il 28%, i cristiani siamo circa il 45%. Però abbiamo anche un notevole gruppo di musulmani, allora bisogna... Tanti musulmani. Sì, sì. Sì, Perché è alla costa, no? Con arabi. Infatti sono arrivati là i musulmani, diciamo, quasi 800 anni prima dei cristiani. Però non so perché non l'hanno fatto. I cristiani sono venuti, adesso in pochi, in 100 anni siamo più di loro. Stiamo Il guadagnando. rapporto com'è? Il rapporto è buono, solo che abbiamo alcuni elementi recentemente, no? Quando ha cominciato questo estremismo, questi 20 anni. che sono stati addestrati in Iraq, in Sudan, e quando quelli vengono giovani, Quello è il problema. sì, quello là. L'ideologia che È un'ideologia estremista che è brutta. Mentre prima loro... Però siamo riusciti però adesso a prendere questi moderati, no? Sì, E dire, ma senti voi, se lasciate questi andare, tutti voi non ce la vogliamo. Allora, usiamo i moderati di condannare quegli estremisti. Così i musulmani condannano gli altri musulmani, allora così. Almeno sì, siamo. è una pace armata però. Sì, sì. Però bisogna lavorare tanto. Dobbiamo un po' proprio di paura. lavorare su quei posti là, Di lavorare. per fermarli. e il cristianesimo è arrivato, il cattolicesimo, scusa, 1800 e finale. 1868. Ah, 68. I primi missionari Che- sono arrivati là in Tanzania. Tedeschi anche, no? E- Ha fatto la tesi Era di una laurea colonia lui a tedesca. Roma sulla storia del cattolicesimo nel suo paese. Ha studiato a Roma tanti anni, per cui sa abbastanza bene Io l'italiano. vivo qui a Paderno e a Ponzano, così avevo degli amici, questi erano ancora ragazzi. Adesso ormai Perché te conta? Beh no, dai, avevo... c'era più vecchio di me, sì, davvero. Certo, Però ancora più sì. giovanile, Uno aveva i diciamo. braghetti, Giovanile. uno aveva i pantaloni. Però mi ricordo che siamo andati sul campanile e abbiamo guardato il panorama così. E allora ho detto, come ti sembra? Ho detto, ah, ciò che bello, dice. Sapeva già il dialetto, pensa. Aveva già imparato il Sì, perché dialetto quando sei giovane pochissimi ti fai- giorni con Don Comprare le Mario. ciaccole. Ciacco, è bravo. È simpatico. Sì, sì, certo. Molto simpatico. E le ombrette. Proprio per essersi di calma. E tirare gli altri davanti. Altrimenti tutti vengono qua a correre, è meglio che rimangano là. No, meglio che rimangano Io là, rimango a casa dobbiamo propria. aiutarli là. Sì. Perché aiutandoli là che riusciranno sempre a emergere loro sempre di più.